È una profuga, la ventenne nigeriana, che stava per praticare l'interruzione di gravidanza clandestina all'interno di un appartamento di Quinto. Ad intervenire un sedicente dottor Prince, in realtà operaio nigeriano che operava in condizioni igieniche pessime. La ragazza era arrivata con un barcone in Sicilia qualche mese fa, poi si era allontanata dalla struttura che l'accoglieva per raggiungere con tutta probabilità qualche conoscente in Emilia-Romagna. Ora, con questa vicenda, rischia di venire espulsa dall'Italia. È giallo a Udine, a casa di un trevigiano che vive da qualche tempo in Friuli. Un uomo di origini georgiane di 34 anni è volato dal terrazzo dell'appartamento al quarto piano di una palazzina di via Piave a Udine. La casa è di proprietà di una 79enne di Pederobba. La morte dello straniero risale a martedì sera, pare al culmine di una lite. Il 34enne è volato per 12 metri morendo sul colpo. Pare che i due si fossero conosciuti ad un semaforo con il 79enne che avrebbe invitato il georgiano a salire in casa. Forse un approccio sessuale, la scintilla che ha scatenato la reazione e quindi la lite, culminata con il salto nel vuoto. Il trevigiano al momento sarebbe indagato per omicidio preterintenzionale. Era scappato dalla comunità che lo custodiva a Cesena per raggiungere la fidanzatina. Protagonista è il 17enne nomade di Roma che sempre nella capitale aveva investito e ucciso mentre era alla guida di un'auto un 52enne benzinaio. Il ragazzo poi era fuggito verso Treviso dove si era costituito ai carabinieri, militi che con le informazioni acquisite durante quell'interrogatorio ieri sono andati a colpo sicuro a riprenderselo. Ora si trova nel carcere minorile di Santa Bona. Aveva raccontato un'anziana che il figlio aveva subito un incidente a Firenze con un'auto aziendale senza assicurazione. Una 23enne di Padova è accusata di truffa per aver convinto con un trucco telefonico a versare 4.500 euro per coprire le spese alla parte lesa, ovvero una famiglia straniera ovviamente inesistente. La giovane, approfittando dello stato confusionale della 73enne, a seguito della notizia, si era presentata subito davanti all'abitazione della donna, ricevendo il contante per poi sparire nel nulla. Grazie alla fotosegnalazione dei carabinieri, la vittima ha riconosciuto la truffatrice, permettendo di individuarla e denunciarla. Prima ha picchiato la moglie per il pranzo, a suo dire pessimo, poi, mentre la donna con i 2 figli scesa in strada chiamava la polizia, ha pensato bene di scappare a casa di un amico e lì gli agenti delle volanti lo hanno trovato e portato in questura. Il 41enne si era nascosto nell'armadio tra i vestiti del conoscente. Il fatto è accaduto in un'abitazione del quartiere di Monigo di via Feltrina. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti.